bloccata al largo di Lampedusa con 49 migranti, la nave dell'ONG Mediterranea, a bordo anche il no global veneziano Luca Casarini e l'ex assessore Beppe Caccia. Un tavolo che unisca le forze politiche, economiche e sociali della regione contro le infiltrazioni mafiose in Veneto, il progetto lanciato dal presidente Zaia e i segretari di CGIL Cisl e Will. In queste ore l'autopsia sul corpo della 34enne mamma di Annone, morta dopo aver dato alla luce il suo secondogenito all'ospedale di Oderzo. Picchiava la moglie davanti al figlio di 8 anni, arrestato a Castello un 36enne di origine bengalese, i carabinieri allertati dai vicini che sentivano le urla. Sorpresa in macchina con diverse dosi di cocaina, finisce in manette una 41enne sospettata di gestire lo spaccio tra Mestre Milanese e Martellago. Al via il piano di interventi 2019 per i danni provocati dal maltempo dello scorso ottobre, pronti 309 milioni di euro da investire in 350 cantieri. Nel 2018 per la prima volta il turismo a Venezia ha fatto registrare un calo di fatturato stimato tra il 12 ed il 15%, diminuiscono anche le presenze sul litorale. Telespettatori di Antenna 3, buona serata e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda della nave bloccata al largo di Lampedusa con a bordo 49 migranti salvati in mare. Nella missione ci sono anche i veneziani Luca Casarini e Beppe Caccia. I 49 migranti a bordo della nave Mare Jonio della ONG Operazione Mediterranea, tra cui 12 minori, sono arrivati al largo di Lampedusa, ma mentre il sindaco è disponibile allo sbarco, il Viminale da ieri ha annunciato la chiusura delle acque territoriali. I migranti sono stati salvati dalla ONG al largo della Libia, si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a sud dell'isola per mettersi al riparo dal maltempo, ma ha dichiarato Luca Casarini, il capomissione, leader veneziano dei No Global, da lì non si possono muovere perché c'è il divieto di sbarco. Abbiamo contattato al telefono uno degli armatori, il veneziano Beppe Caccia. La nave si trova a circa mezzo miglio dalla riva davanti al porto di Lampedusa ed è circondata da 3 motovedette della Guardia di Finanza e una motovedetta della Guardia Costiera. Pochi minuti fa si è conclusa una ispezione a bordo della Guardia di Finanza che ha rilasciato, come era ovvio che fosse per noi, un verbale che conclude con nulla da rilevare. Il ministro Salvini considera questa operazione di salvataggio favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e assicura: in Italia con il mio permesso non mettono piede. Per impedire a una nave con bandiera italiana di entrare in un porto italiano e di sbarcare dei naufraghi ci dovrebbe essere un decreto motivato del governo per ragioni di sicurezza nazionale. Ad oggi non c'è un solo atto scritto e chi impedisca un'attività che è un'attività conforme, in rigoroso rispetto, osservanza del diritto internazionale, del diritto del mare, si renderebbe di nuovo, come è già avvenuto, mi pare di leggere sui giornali, nel caso della nave Diciotti, si renderebbe responsabile, lui sì, di un reato nei confronti di queste persone, di una gravissima violazione. Un tavolo che unisca le forze politiche, economiche e sociali della regione contro le infiltrazioni mafiose in Veneto. Il progetto è stato al centro di un summit tra il presidente del Veneto Zaia ed i segretari generali di CGIL, Cisl e Will. Sentiamo. Noi oggi abbiamo chiesto, ovviamente nel nostro ambito, al Presidente di convocare gli Stati Generali della legalità per il Veneto, del contrasto alla criminalità organizzata, coinvolgendo le rappresentanze delle categorie economiche, le forze sociali, per, ripeto, condividere un piano strategico che ci permetta di mettere in campo anche azioni nel nostro ambito di prevenzione. Da sole non bastano il lavoro della magistratura e neanche le iniziative della politica per contrastare il pericolo di infiltrazioni mafiose in Veneto.
Veneto occorre anche la mobilitazione della società civile e della nostra classe imprenditoriale. Dall'incontro a Venezia tra il presidente della regione Luca Zaia e i segretari generali di CGIL e Cislewill del Veneto parte un progetto di controffensiva alla criminalità organizzata. L'anno scorso abbiamo iniziato con un problema grosso a riguardo alla sicurezza e le morti nei cantieri, nei lavori, nei posti di lavoro nel Veneto. L'abbiamo deciso di impostare in questo sistema. Lavoriamo assieme per smontare questa bruttissima situazione. Mi sembra un buon inizio e speriamo appunto che, se questo è l'impegno del Presidente, è anche il nostro impegno. Dunque ci si avvia alla rapida creazione di un tavolo sull'attività mafiosa in Veneto, un fenomeno per il quale bisogna creare rapidamente gli anticorpi. Non si esclude neanche l'idea di un osservatorio o di un commissario regionale antimafia, ma non si può prescindere da un lavoro di natura culturale. Il problema di Eraclea è stata la punta di iceberg che ha fatto, esplodere il problema. Non è un problema, singolo. Noi vogliamo, con la presidenza della giunta regionale, quindi con il presidente, con le associazioni, con le forze politiche, con le forze dell'ordine, discutere e coordinare il grave problema. Sul fronte delle infiltrazioni dei casalesi in Veneto orientale sono state rese note le motivazioni per le quali il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione del sindaco dimissionario di Eraclea, Mirko Mestre. Il primo cittadino non poteva non sapere chi fosse Luciano Donadio e quindi da chi arrivassero i voti decisivi alla sua elezione, anche alla luce della sua professione di avvocato, esercitata peraltro anche per Donadio, seppur in ambito civile. Torniamo a parlare del dramma della mamma di Annone Veneto. In queste ore è in corso l'autopsia sul corpo della 34enne morta dopo aver dato alla luce il suo secondogenito all'ospedale di Oderzo. Mio figlio, dice intanto il marito della donna, dovrà sapere che non è stata colpa sua. Spero si arrivi a capire di chi è la responsabilità. Sentiamo. Noi registriamo soltanto che una donna di 34 anni è entrata in sale parto per dare alla luce il figlioletto, ed è uscita morta. L'attesa rimbalza da Oderzo ad Annone, l'attesa nel tentare di capire qualcosa di quel tragico mercoledì. Quasi una settimana dopo, Antonio Giordano vive la più tragica delle feste del papà. Un 19 marzo diverso per il marito di Francesca Schelinzi, mentre proprio nelle ore in cui i papà vengono abbracciati e coccolati, l'esame autoptico cerca di fare luce sulla morte di sua moglie. 5 nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in omicidio colposo, 2 ostetriche, 2 ginecologi e un anestesista. E un papà e marito, Antonio, che ha raccontato in queste ore dei tanti, troppi dubbi su quella notte. No, lasciamo seguire adesso l'accertamento peritale, all'esito del quale avremo sicuramente qualche elemento in più per poter discutere su una vicenda importante. L'esame sul corpo dovrebbe dare le prime risposte, oltre alla ricostruzione di quelle 4 ore tra il momento del parto e la tragica morte di Francesca. Attesa, dolore e rabbia. È un papà che oggi dice: quando il bimbo crescerà deve sapere che non è stata colpa sua. Spero che si arrivi a capire di chi è la responsabilità. Ad accertamenti conclusi, la famiglia riaccompagnerà la salma nel paese d'origine di Francesca, Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, dove i funerali dovrebbero svolgersi sabato, nel più drammatico dei ritorni a casa. Ancora cronaca, grave incidente stradale questa mattina alle 9:45 a Ceggia. La vittima è Idelmo Pavano, un pensionato di 85 anni residente in paese che stava percorrendo in bicicletta via Matteotti, una strada appena fuori dal centro abitato, quando è stato urtato dall'auto condotta da una giovane. L'anziano è caduto a terra battendo la testa ed è morto sul colpo. Sotto shock la donna, che ha cercato subito di prestare soccorso, ma a nulla sono valse le manovre di rianimazione anche da parte dei soccorritori. Violenza domestica, picchiava la moglie davanti al bimbo, è stato arrestato dai carabinieri. Picchiava la moglie davanti al figlio di 8 anni in lacrime e grazie ai vicini che preoccupati sentivano le urla e le richieste di aiuto provenire da un appartamento di Castello sono arrivati i carabinieri in zona Santa Maria del Pianto. L'equipaggio del nucleo natanti è entrato in casa trovandosi davanti la donna di 34 anni terrorizzata. A percuoterla fino a pochi istanti prima era stato il marito 36enne, entrambi bengalesi, che si è dimostrato ostile anche ai militari. La donna è stata portata col figlio al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari, però
diagnosi di 5 giorni per le contusioni mentre il figlio era illeso. Poi nella caserma di San Zaccaria, nella stanza dedicata alle audizioni delle donne vittime di violenza. Era in uno stato di forte stress emotivo, ma si è lentamente tranquillizzata e quindi ha denunciato l'aggressione subita dal marito, precisando che già in altre occasioni aveva subito percosse da lui e maltrattamenti. Informato il magistrato di turno, l'aggressore, che aveva già precedenti per maltrattamenti, è stato arrestato e portato in carcere. Ed una 41enne è stata arrestata dai carabinieri per spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Martellago hanno arrestato una 41enne residente a Salzano per spaccio di stupefacenti. La donna, già nota alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, è stata bloccata sulla circonvallazione di Maerne alla guida della propria auto per un normale controllo stradale. Poco gradito da lei, tanto che si è rifiutata di collaborare mostrando segni di nervosismo. Quindi è scattato un controllo approfondito e da sotto il tappettino del passeggero i militari hanno trovato ben 17 dosi di cocaina pronta per essere spacciata. Sulla 41enne c'erano altre 6 dosi. Secondo i carabinieri, infatti, l'attività era già iniziata perché nel portafogli della donna c'era anche una discreta somma di denaro, ingiustificabile se si considera che non è occupata, di cui 400 euro in banconote da 50. A quel punto è scattata anche la perquisizione in casa, dove è stato trovato il necessario per il confezionamento delle dosi, tutto sequestrato. La donna è stata arrestata ed ora è a disposizione del magistrato per il processo per direttissima. Il sospetto è che tenesse le fila della piccola ma fiorente rete di spaccio che opera nella zona del Martellaghese, con facili collegamenti per il Mestrino e il Milanese. E torniamo ora a parlare della straordinaria ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto tra fine ottobre e primi di novembre. Al via nuovi interventi, oltre a quelli già avviati si apriranno centinaia di cantieri in tutta la regione. 309 milioni di euro pronti ad essere investiti in circa 350 cantieri da avviare in tutto il Veneto. Sono i numeri degli interventi del 2019 per i danni provocati dal maltempo a cavallo tra ottobre e novembre dell'anno scorso, annunciati dal presidente della regione Luca Zaia nella funzione di commissario delegato ai primi interventi urgenti di protezione civile. A chiacchierare e fare i premi Nobel in tribuna di calcio sono capaci tutti, a bordo campo ci siamo noi. Voglio ricordarvi, fine ottobre la tragedia, siamo partiti subito con opere di somma urgenza, abbiamo riaperto le strade in una settimana, abbiamo ripristinato la normalità, abbiamo investito e già realizzato 100 milioni di euro di cantieri, già conclusi e avviati, e dall'altro 309 milioni che sono pronti per essere cantierati, ma per essere pronti vuol dire che abbiamo lavorato questi mesi per renderli cantierabili. Un piano che non riguarda solo la montagna bellunese e vicentina, ma anche le altre province, specie quella di Venezia, fortemente colpita sul litorale. Il limite massimo di avvio lavori è il 30 settembre 2019. Sarà un lavoro poderoso, li faremo, metteremo in cantiere queste 350 opere, alcune anche sono complicate come gli 86 siti che hanno necessità di pulire il bosco che è a terra e mettersi poi dei paravalanghe. Zaia ha anche lanciato un appello all'opera dei volontari. Per accoglierli sono previsti 2 campi base attrezzati di tutto per l'ospitalità allestiti dagli alpini, uno sicuramente a Rocca Pietore. I volontari sono assolutamente graditi. Se qualcuno vuole fare un'opera di volontariato, una vacanza alternativa, qualcosa in montagna eccetera, o anche in altre località, si rechi dai sindaci. Io vorrei fare il volontario, vedrete che c'è sempre qualcosa da fare, non necessariamente bisogna avere una motosega. Se poi qualcuno che ha una motosega, c'è anche un'assicurazione sua, si presenta e vedrà che qualche albero glielo faranno tagliare. Si chiama ZES, la zona economica speciale, porterebbe 27.000 posti di lavoro nel veneziano e non solo, ma non ce la faranno per colpa del Movimento 5 Stelle, durissimo lo sfogo del presidente della Confindustria lagunare marinese, ieri sera a Ring, sentiamo. Noi abbiamo presentato una proposta per le zone economiche speciali. ZES. La firma l'altro giorno, no? La firma l'altro giorno. Sì. Scommettiamo che non lo facciamo, perché il Movimento 5 Stelle non ci ascolta, perché i ministri non ci ricevono, perché non è possibile pensare a un piano per lo sviluppo di un territorio, perché non è possibile fare quello che fanno in Polonia, dove noi siamo il 6° paese in cui andiamo a investire, non è possibile mettere a fattor comune le infrastrutture che abbiamo, che sono quelle portuali, non è possibile fare un sistema portuale che prenda Trieste e Venezia come un'unica area portuale, non la faremo, non ce la darete questa maledetta o benedetta ZES. È
e io giro il mondo, faccio gli accordi col territorio, questa è una proposta col territorio, chiedo un appuntamento con un ministro e non mi viene dato, mi dicono di scrivere, scrivo le ragioni e non mi viene dato. E questo non riguarda Marinese, riguardano 250.000 persone. Ed è una cosa banale, firmiamo gli accordi per la seta quando la via della seta si sviluppa sulle zone economiche speciali. Questo è quello che noi chiediamo, a costo zero, perché sono investimenti privati. Noi possiamo fare in 3 anni in questo territorio 2,5 miliardi di euro di investimenti privati, creando 27.000 posti di lavoro. Faccio assolutamente portavoce, ma mi fa piacere, mi dispiace se lei ha scritto al Ministero e non le hanno risposto, però appunto ho visto altri rappresentanti di Confindustria essere al Ministero, ricevuti essere al tavolo di trattativa, quindi io penso che cosa giusta sarebbe anche, e immagino che l'abbia fatto, parlarne poi anche con chi si occupa a livello nazionale per la sua categoria di questi temi. Io ovviamente riporterò. Ed ora ancora una notizia di cronaca, perché sono state 41 le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Venezia dall'entrata in vigore il 4 dicembre scorso delle nuove norme contenute nel cosiddetto decreto sicurezza. Di queste 31 per la violazione del comma che prevede per gli stranieri che hanno stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni il divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all'estero. Altri 10 verbali sono stati invece redatti nei confronti di chi guidava un veicolo in leasing o incomodato, per i quali sono previste precise autorizzazioni. I trasgressori non avevano i documenti richiesti o erano in possesso di certificazioni prive degli elementi necessari. Per loro una sanzione da 175 a 500 euro, mentre le vetture di cui erano alla guida sono state sottoposte a fermo amministrativo sino all'esibizione entro 60 giorni dei documenti conformi alle prescrizioni. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora di turismo. Anche l'anno scorso milioni di turisti hanno visitato Venezia ed il suo litorale, ma per la prima volta dal 2018 le presenze sono state in lieve calo. Il servizio. Dopo anni di crescita costante sia in termini di posti letto che di presenze ed un 2017 che ha fatto segnare la cifra record di 7.800.000 turisti negli alberghi del centro storico, più 3 milioni e 2 in terraferma e un altro mezzo milione al Lido, per la prima volta nel 2018 il turismo a Venezia ha segnato un calo di fatturato stimato tra il 12 e il 15%. Hanno risentito di più i 4 e 5 stelle proprio perché abituate ad un turismo un po' elitario, con tutta questa enorme massa che hanno portato un po' all'uso improprio della città, hanno visto il mancare appunto queste persone. Seppure in calo nel complesso, il 2018 è stato però caratterizzato dal riaffermarsi della presenza statunitense pari al 20%, che da sola ha prodotto il 30-35% di un fatturato turistico stimato complessivamente in circa 3 miliardi l'anno. Rimane comunque evidente che diversi aspetti del settore andrebbero regolamentati. È evidente che c'è un problema della locazione turistica breve, che è una competenza purtroppo statale, cioè il comune non può bloccare gli Airbnb e questi appartamenti che vengono offerti ai turisti come locazione breve. Questo crea un problema di concorrenza sleale con le strutture imprenditoriali degli albergatori e dei bed and breakfast, ma crea anche un grosso problema di residenza perché alza e fa schizzare il costo dei canoni d'affitto. Su questo speriamo che questo governo più degli altri possa essere sensibile, ma fino adesso non abbiamo avuto segnali in tal senso. Il calo turistico registrato a Venezia nel 2018 si è avvertito anche lungo il litorale. Questo perché sono ripartiti zone importanti internazionali, mete importanti tipo l'Egitto, la Turchia, e quindi questo ha condizionato ovviamente. Del resto la proposta turistica che fanno loro è estremamente competitiva in termini di prezzo e sul prezzo noi non riusciamo a competere. Noi dobbiamo competere sulla qualità, dobbiamo competere sui prodotti nuovi che diamo e i servizi che diamo al turista e questo è il motivo su cui noi abbiamo investito come Regione Veneto anche tramite l'utilizzo dei fondi europei PORFES. Anche questa sera torniamo a parlare della straordinaria gara di solidarietà a favore del piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta che deve essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti. Sentiamo.
260.000 euro raccolti, 4 tonnellate di biscotti venduti, il corrispettivo di 15.000 pacchetti. Sono gli ultimi numeri che ci ha fornito Erika Molinarolo, la mamma del piccolo Joe, in merito alla corsa di solidarietà per raggiungere quei 400.000 euro, indispensabili perché il bimbo venga sottoposto a un intervento in Florida. Giovanni è stato ospite d'eccezione alla visita che i giocatori del Cittadella Calcio hanno fatto alla pediatria dell'ospedale di Cittadella. È stato un momento di forte impatto emotivo, gli atleti sono letteralmente stati conquistati dalla dolcezza del nostro cucciolo di guerriero, cui hanno donato una maglietta della loro squadra. Lui, la mascotte degli 11 Granata, tra coccole e scatti. E il continuo impegno da parte di voi telespettatori ad aiutare questa famiglia di Piazzola a realizzare un sogno, vedere il piccolo Joe colpito da emimelia tibiale, rarissima malformazione che lo vede privo della tibia a una gamba, correre e giocare con e come i suoi amichetti. Uno sguardo alla programmazione, questa sera subito dopo i TG torna 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Ed è tutto per l'edizione veneziana dei nostri TG, ci salutiamo con un'occhiata alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni tornano a prevalere delle caratteristiche prettamente primaverili. Sarà infatti una giornata all'insegna del sole, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, vedete il cielo sarà sereno e sgombro da nubi su tutti i settori. Temperature minime comprese tra -4 e 7 gradi, massime invece oscillanti tra 13 e 14 gradi circa. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, la nostra grafica ci mostra che sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno e limpido su tutte le province. Temperature minime comprese tra 2 e 7 gradi, massime stazionarie tra 13 e 14 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo con ampio soleggiamento ovunque, salvo per qualche foschia o nebbia sulle vallate settentrionali, spesso persistente per tutta la giornata. Temperature minime intorno ai -4 gradi, massime comprese invece tra 15 e 16 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.